Ed eccoci qui ritornati cari amici, oggi torniamo nella Valle Racolana in direzione Chiusaforte perché l'altra volta abbiamo saltato una cascatina che è veramente una cascata speciale. Quindi se c'è abbastanza acqua faremo anche il bagno oggi e vediamo, speriamo non ci sia tanta confusione, ma mezza Italia è partita per le vacanze, quindi dovrebbero essere già via oggi. Ci vediamo dopo e via con la sigla. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Occhio veloce. Mina. E siamo a Vigonovo. Come dicevamo prima, la cascata Repepei, scusatemi friulani se la pronuncia non è corretta, fa parte di una serie di cascate e noi la scorsa volta l'abbiamo saltata. Questo ponte sopra il fiume Tagliamento divide la provincia di Pordenone da quella di Udine. Tra pochissimo entreremo nella Valle Racolana. La settimana scorsa l'abbiamo fatta venendo in giù e adesso la facciamo andando in su. Ancora un paio di curve e siamo arrivati. Abbiamo fatto un parcheggio veramente selvaggio. Adesso senza capotarci scendiamo giù alla cascata. Visto che si può vederla anche da sotto, proviamo a scendere. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Un bel sorriso per la stampa! Abbandoniamo questo luogo paradisiaco e cerchiamo un posto dove mangiare. Mi ha messo la pulce nell'orecchio quel cartello altopiano del Montasio, quindi dobbiamo per forza andare a vederlo. Lungo questa risalita ci sono un po' di rampini, però è una roba spettacolare questa strada. Che rampini? Figata, tutti tonnantini. Che bello! Ma che cavolo di traffico che c'è!
E ci siamo trovati un tavolino per mangiare qua nell'alto piano del Montasio. Ma non so se avete capito dove siamo arrivati. Guardate che spettacolo! Oh, dove pensate di essere voi, a casa vostra? Bene, ripartiamo dall'altopiano del Montasio e andiamo in Slovenia a far benzina. Non appena arriveremo a Sella Nevea, cerchiamo un bidone per depositare i rifiuti che abbiamo raccolto sotto il tavolo dove abbiamo mangiato e anche i nostri. Quando si campeggia in montagna bisogna raccogliere sempre tutto ed in ogni caso lasciare il posto come vorresti trovarlo. La settimana scorsa era una roba impressionante quella cascata e oggi non dico che è secca ma quasi. Sotto il punto di vista paesaggistico la Slovenia è veramente spettacolare. E adesso andiamo anche a vedere il ponte di Napoleone sul fiume Isonzo. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. E ripartiamo qui da Caporeto e prendiamo una strada nuova, una scurtatoia in direzione Tolomin. Abbandoniamo all'istante le città trafficate e partiamo lungo le rive del fiume Isonzo. Ogni volta che percorro questa strada mi emoziono sempre perché i paesaggi del fiume Isonzo sono ineguagliabili. Siamo in Italia, ma torniamo dentro di qua. Spero abbiano acqua perché sto morendo di sete. Questo posto sembra abbia solo vino. È anche buono, credo. Siamo sulla zona del Coglio. Non so se siamo più in Slovenia o più in Italia. Siamo in Slovenia perché il cartello Italia è di qua e il cartello Slovenia è di là è Slovenia. E adesso io mi siedo in Italia. Non ti portano a bere fino in Italia, Ah, no? paghi l'extra. Siamo ripartiti, non mi ricordo più il nome di questa dogana, lo metterò nei sottotitoli. E adesso andiamo in direzione casa. È calata un po' la temperatura, adesso ci sono 36 gradi, prima erano 38. Qui dalla zona del Coglio vi ringraziamo innanzitutto per essere stati in nostra compagnia fino ad ora. Vi salutiamo e vi ricordo che se non siete già iscritti iscrivetevi al nostro canale, lasciateci un like e se vi è piaciuto questo giro scrivetecelo nei commenti. Alla prossima, ciao!